Anche la prostituzione, alla pari di altre professioni che portano reddito, va regolarizzata come lavoro autonomo e assoggettata al regime fiscale. Ne è convinto il consigliere polesano della Lega Nord a Palazzo Ferrofini, Cristiano Corazzari. È sua la mozione approvata oggi dal Consiglio regionale Veneto, un documento con cui si invita la Giunta ad attivarsi per chiedere assieme alle altre regioni italiane che il governo proceda verso la legalizzazione della prostituzione. Per garantire controlli sanitari, tassazione, quindi un gettito importante che venga da questo tipo di attività e che preveda altresì un controllo sanitario e di sicurezza per tutti. Intanto la Guardia di Finanza di Vicenza è riuscita a far pagare ad alcune ballerine del Plaza, club di lap dance chiuso nel 2009, tasse per 91.000 euro, solo la prima tranche di una somma ben più elevata. Incrociando i dati di utenze telefoniche, catastali, registri di auto e barche, le Fiamme Gialle avevano contestato a un gruppo complessivo di 19 ragazze una cifra totale di oltre 3 milioni e mezzo di euro, introiti da escort di lusso che invece dichiaravano redditi da stagisti post lauream. Ma proprio le più agguerrite, per così dire professionali, tra escort e prostitute, stanno conducendo una crociata per pagare le tasse al fine di avere diritti previdenziali e in generale come tutti gli altri cittadini. Perché in Italia oggi così si scrivono le altre di bene, ma non si scrivono di 40-50 mila prostitute che non riescono a pagare le tasse, che non possono vivere in questo paese. Una rivendicazione che in molti condividono, adesso anche nel Veneto della Balena Bianca, dove alle prostitute è sempre stato riservato il ruolo del non detto, coperto da pruderie. Quelle che si sa che esistono, ma non si devono vedere. Ora invece si apre uno spiraglio perché anche loro siano cittadine contribuenti e per questo esistenti. Ci sono degli studi che parlano di un fatturato potenziale di circa 6 miliardi di euro che verrebbe da questo tipo di attività e dalla tassazione di questa attività.